Buongiorno, benvenuti al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dalla nostra regione, tanta la cronaca purtroppo con ancora incidenti mortali, con tanti altri eventi, tante altre notizie che ci arrivano da tutto il Veneto. Le nostre redazioni sono già al lavoro per sistemare i servizi, produrre tutte le news che vediamo nel Focus TG. Ovviamente poi parleremo anche di turismo, della situazione meteo che dopo aver fatto bel tempo, pure per troppo a lungo, potrebbe portare qualche goccia addirittura sul weekend di Ferragosto. Parliamo di sanità, con tutti i problemi legati in questo momento alla sanità in Veneto. Come sempre tante le notizie nel nostro Focus TG. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia ancora in via di definizione, perché c'è stato l'ennesimo incidente stradale di questa estate davvero terribile. Si è verificato a Stanghella, in provincia di Padova. Erano le 6 circa di questa mattina. Vediamo se ci sono anche delle immagini. Ringraziamo Fabio Verin per le immagini. Quando 2 donne a bordo di una Polo sono finite nel fiume Gorzone. Entrambe le occupanti del veicolo, madre e figlia, sono morte annegate. Le 2 donne di 48, vediamo le immagini del recupero del veicolo, 48 e 75 anni, vivevano in zona. La più giovane, la figlia, viveva a Solesino, la madre viveva a Stanghella. L'incidente è avvenuto in via Gorzon sinistro. L'uscita di strada, secondo le prime informazioni, è stata del tutto autonoma. Il canale in quel punto dovrebbe essere profondo alcuni metri, pare almeno 4 metri. Sembra dalle prime ricostruzioni che gli occupanti del veicolo abbiano tentato in tutti i modi di liberarsi, di uscire, ma che non sia stato loro possibile. I vigili del fuoco sono arrivati da Este e da Padova. C'erano in azione anche i sommozzatori per tentare di recuperare, di dare una mano, ma non è stato assolutamente possibile. Le 2 persone a bordo sono entrambe morte nel veicolo. Ci sono state anche delle ricerche nei pressi della vettura che si era inabissata per verificare che non ci fossero altre persone coinvolte in questo incidente. Al momento non sono stati trovati altri corpi e non è stato necessario fare altri interventi di soccorso. Per quanto riguarda l'identità delle 2 donne c'è il massimo riservo, si sta procedendo con tutte le verifiche del caso. Ovviamente vi daremo conto di questa notizia, poi di tutto il resto durante la nostra informazione, perché arriveranno anche altre novità. Abbiamo i nostri giornalisti, i nostri tecnici, operatori sul posto per raccogliere tutte le informazioni. I carabinieri di Este stanno lavorando per approfondire questa vicenda, quindi tutto in via di definizione. Torniamo in studio, parliamo però ancora di incidenti stradali, perché ieri c'era stato un gravissimo incidente nel quale era morto un 17enne nel Trevigiano. Vediamo se ci sono novità. A terra i pezzi dello scooter, parti di una vita cancellata in un istante, l'ennesima tragedia della strada. La vittima è giovanissima, Alessandro Feletto, 17 anni, di Ormelle. Uno schianto che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo si è messo da via Campagnola verso la provinciale via Roma, svoltando a sinistra. In quel momento stava sopraggiungendo un furgone Fiat Ducato che non ha potuto evitare l'impatto. Un volo di 30 metri. Il 17enne è finito dentro un fossato. Sulla strada è calato il silenzio, squarciato dal suono delle sirene. Sul posto sono giunti immediatamente gli operatori del SUEM 118. Nulla da fare per il 17enne, troppo gravi le ferite riportate. Il ragazzo studente è morto sul colpo. Originario di Oderzo, viveva ad Ormelle, poco lontano dal luogo della tragedia. Forse era appena uscito di casa. Nel pomeriggio il dramma. Saranno i carabinieri a ricostruire il gravissimo incidente stradale. Sotto shock la conducente del furgone, una giovane 29enne rimasta illesa. Le
Le auto continuano a transitare, rallentano sulla strada, quella scena è straziante, il corpo di Alessandro coperto dal lenzuolo. Nel fossato, lo scooter. La comunità si chiude nel dolore di una vita spezzata, troppo giovane per riuscire ad accettarla. Sulla strada si sono infranti i sogni, le speranze di un 17enne. Una strada, questa, ci racconta un automobilista, pericolosa. Sì, perché lì sta bene che non si vede bene fuori. Anche lei fa fatica con la macchina? Mi tocca guardare bene. Fermarsi e guardare. Ringraziando Cristo non ho mai avuto incidenti. Nelle prossime ore andremo a trovare la famiglia, commenta sconsolato il sindaco di Ormelle Andrea Manente. Una tragedia questa per tutta la comunità. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Motta. Nel frattempo ci arriva un'altra notizia da un lancio d'agenzia, un altro incidente stradale ancora con esito mortale avvenuto questa mattina in provincia di Rovigo, dove un ciclista di 63 anni è morto questa mattina in uno schianto avvenuto all'Endinara dopo essere stato investito da un'automobile in un incrocio. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Fratta Polesine, l'uomo, che era di San Bellino, stava attraversando questo incrocio ed è stato investito da una vettura condotta da un 42enne che percorreva la strada provinciale 17 in direzione di Villanova del Ghebo. A causa della violenza dell'urto il ciclista è morto all'istante. Anche in questo caso, quando arriveranno ulteriori informazioni dalle forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi di rito, ve le daremo qui nel corso della nostra informazione. Ci spostiamo di nuovo nel Trevigiano perché è stato identificato il corpo affiorato tra le acque del torrente Carron. Il corpo era affiorato dalle acque nei pressi della chiusa dell'impianto idroelettrico Castelletto Bacino Carron lo scorso 26 luglio. Dopo oltre 10 giorni è stato identificato. Si tratta di Roberto Della Giustina, 45 anni, di Longhere. A trovare il cadavere alcuni tecnici dell'Enel che avevano immediatamente dato l'allarme ai carabinieri. Gli investigatori hanno iniziato subito le indagini per dare un nome all'uomo. Nei giorni scorsi, grazie anche all'analisi del DNA, si è riusciti a identificarlo. Secondo gli investigatori non ci sarebbero segni di violenza. Sotto shock la comunità di Longhere, dove l'uomo aveva vissuto e dove era conosciuto e stimato. Il funerale si terrà domani alle 10:30 nella chiesa di Santa Giustina. Ora ci spostiamo a Lavarone, dove sono in corso attualmente le ricerche di un ragazzo che si è tuffato nelle acque del lago e non è più riemerso. Si tratta di un giovane residente a Lonigo nel Vicentino. Vediamo. Ore di apprensione per le sorti del giovane vicentino 17enne residente a Lonigo, scomparso ieri nel lago di Lavarone in Trentino. Sono riprese all'alba le ricerche del giovane originario della Costa d'Avorio che vive in città da circa un anno, appartenente ad un gruppo scout locale con cui si trovava sull'altipiano. È scomparso ieri pomeriggio dopo un tuffo nel lago. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine il giovane si sarebbe tuffato da un pedalò pensando che l'acqua fosse bassa. In base a quanto riferito, il giovane non sapeva nuotare. Le indagini verificheranno se si sia trattato invece di una caduta accidentale. Immediate ieri pomeriggio sono scattate le ricerche che si sono interrotte nella notte senza esito. Stamattina a lavoro sono tornati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trento, i volontari di Lavarone, i carabinieri. Ricerche rese difficoltose dalle caratteristiche del fondale, acque torbide e melmose che in alcuni punti raggiungono i 25 metri. Sempre di ricerche parliamo, ma in questo caso con un finale positivo, perché un escursionista era partito nella giornata di ieri da Malgalarici, nell'altopiano dei 7 comuni, per raggiungere le vette circostanti. Poi la moglie era tornata indietro, non si erano più sentiti, non c'erano state più notizie dell'uomo, un uomo di Chiampo. Poi sono partite le ricerche e proprio all'ultimo sorvolo dell'elicottero durante la notte è stato trovato il luogo in cui si era perso. Vediamo il servizio. È servito l'elicottero per individuare il luogo in cui un 49enne di Chiampo si era smarrito sul monte Meatta nell'altopiano dei 7 comuni. L'uomo era partito ieri mattina assieme alla moglie da Malgalarici per un'escursione, poi la donna era tornata nella struttura. Non vedendolo rientrare alle 19 ha chiamato i soccorsi ed è scattata l'operazione di ricerca.
Sul posto sono intervenuti gli esperti del soccorso alpino di Asiago e Arsiero, che hanno iniziato le ricerche anche sul vicino Portule. Si è alzato in volo anche l'elicottero di Trento, abilitato per operazioni in notturna, e durante l'ultimo passaggio è stata vista la pila dell'escursionista fra gli alberi abbattuti da Vaia. Il 49enne, pur se provato, era in buone condizioni ed è stato portato in ospedale per precauzione. Ovviamente il consiglio per tutti gli escursionisti da parte delle autorità, da parte del soccorso alpino, è la massima attenzione anche nelle zone che sembrano più facilmente raggiungibili. Ci sono ancora in alcune aree del Veneto gli schianti di Vaia, può essere cambiata proprio completamente la faccia, il volto dei luoghi, possono essere stati cancellati sentieri che invece fino a qualche anno fa erano perfettamente percorribili. Il consiglio è quello di da una parte prestare massima attenzione, dall'altra informarsi sempre prima di partire. In questo caso la ricerca è andata a buon fine, però purtroppo abbiamo visto nel corso di questa estate che in alcune occasioni una gita tranquilla e normale si è trasformata in tragedia. Adesso facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo in attesa di novità per quanto riguarda l'incidente avvenuto, i due incidenti, perché sono due gli schianti che hanno avuto esito mortale avvenuti questa mattina, uno in provincia di Padova e uno in provincia di Rovigo. In quest'ultimo caso un ciclista è stato investito da una vettura. Nel primo caso invece due donne hanno perso la vita nel fiume Gorzone a Stanghella, nella bassa padovana. Siamo in attesa di notizie dalla nostra redazione per l'identificazione delle due persone coinvolte in questo sinistro. Andiamo avanti con la cronaca. A Venezia è addirittura terrore, ci dicono i nostri colleghi, per una banda di borseggiatori in azione. Venezia entra nel mirino dei borseggiatori con l'aumento del turismo di massa. Da mesi diverse bande sono tornate a colpire la città lagunare nonostante la polizia locale stia intervenendo quotidianamente con una squadra dedicata anti-borseggio, formata da agenti esperti in grado di riconoscere immediatamente un movimento sospetto e in caso di necessità bloccare e neutralizzare i malviventi. Tra luglio e agosto sono stati fermati oltre 10 malviventi, sia uomini che donne, in flagranza di reato, ma questi poi tornano subito liberi e il giro riprende. Un'escalation di episodi che ha pochi precedenti. Le bande di borseggiatori rom di nazionalità croata e bosniaca si sono affiancate a bande ben più pericolose di uomini, per lo più romeni, che non perdono occasione per attaccare briga con chi li scopre o chi li ostacola. Così la città lagunare torna in cima alle capitali dei furti denunciati e i residenti chiedono più controllo capillare sulle bande, che però chiede l'intervento di tutte le forze dell'ordine. Anche in questo caso stiamo approfondendo il tema con la nostra redazione veneziana, vediamo poi se ci sarà modo di parlarne direttamente con i nostri giornalisti che ci racconteranno questa ondata di furti e borseggi nella città più bella del mondo. Torniamo in terraferma. Andiamo a Vicenza, dove c'è stata una vicenda piuttosto particolare, perché un appassionato di parkour, quella disciplina che prevede che si utilizzi l'arredo urbano per fare un po' di sport, salti, balzi e capriole, insomma è anche abbastanza spettacolare, ma non quando ci si arrampica su una gru alta 50 metri per scattare delle foto. Si era arrampicato sulla gru alta 50 metri per scattare foto, ma per farlo scendere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. È successo poco dopo la mezzanotte in piazza Matteotti a Vicenza. I pompieri sono intervenuti a soccorrere il giovane salito sul braccio laterale della gru. L'uomo, che pratica parkour, era stato visto sulla gru a servizio per i lavori del museo di Palazzo Chiericati dai carabinieri che l'avevano invitato a scendere. I vigili del fuoco, arrivati con il personale di prima partenza e con il personale speleo alpino fluviali,
Una volta appurato che non si trattava di un tentativo di suicidio, hanno predisposto il recupero dell'uomo. 2 operatori lo hanno raggiunto mettendolo in sicurezza e iniziando così il percorso a ritroso, prima del braccio laterale e poi del traliccio. L'uomo, senza nessuna ferita, in ottime condizioni fisiche, dopo un controllo sanitario è stato preso in consegna dai carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4. Adesso un'altra vicenda che ha creato insomma, anche molto allerta, perché è difficile da inquadrare. Lascia il nipote chiuso in macchina e se ne va a giocare al bingo. I genitori si dovevano assentare per qualche giorno ed hanno affidato alla nonna il loro bambino di 8 anni. Tutto procedeva bene fino a quando la donna ha deciso di andare a giocare in una sala bingo del Trevigiano. Alle 21:30 è arrivata ed ha parcheggiato la macchina lasciando dentro il nipotino. Torno subito, gli avrà detto, ma una volta all'interno ha perso la cognizione del tempo mentre il piccolo restava da solo nella vettura in una condizione di potenziale pericolo, con il via vai di estranei e senza nessun punto di riferimento. Sono stati gli uomini della sicurezza ad accorgersi della sua presenza in macchina. Più volte la donna è stata chiamata con l'autoparlante ed invitata a raggiungere l'uscita, ma dopo oltre mezz'ora lei non si era ancora presentata ed è stato allertato il 112. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. La nonna a quel punto è uscita, la vicenda è stata segnalata in procura ed ora sarà l'autorità giudiziaria a valutare la denuncia per abbandono di minore. Il piccolo, sorpreso e assonnato, è stato portato a casa. Una vicenda questa che ha riportato al centro dell'attenzione un fenomeno che nella Marca sta continuando a crescere, la dipendenza dal gioco. Quando si entra in queste sale si perde la cognizione del tempo, ci spiega la referente del Dipartimento delle Dipendenze. Il miraggio di vincere porta un giocatore a tentare più volte. Questo fa sì che la persona in qualche modo permanga più tempo di quello previsto, calcolato, ma soprattutto perde i riferimenti. Quindi se aveva calcolato di stare il tempo di una giocata, questo meccanismo psicologico che è appunto la dipendenza fa sì che la persona si dimentichi proprio anche degli impegni, così come molto importanti, che può essere quello dell'accudimento di un bambino. Negli ultimi anni si è registrato un aumento di persone dipendenti dal gioco d'azzardo. L'anno scorso, quindi parliamo del 2021, abbiamo avuto nei 3 ambulatori del nostro Dipartimento, che sono collocati uno a Castelfranco, uno a Treviso e l'altro a Conegliano, complessivamente 191 soggetti trattati per il gioco d'azzardo e 52 famiglie che si sono presentate per le ricadute che può esserci nel momento in cui c'è un giocatore in famiglia. Il Dipartimento, per sostenere ed aiutare le famiglie, ha attivato un nuovo servizio. Gli ambulatori già dall'anno scorso sono stati dotati di alcune consulenze legali e fiscali, perché molti dei giocatori che si presentano da noi hanno delle problematiche economiche interessanti per certi aspetti, ma anche molto pesanti con le finanziarie. Torniamo alla cronaca, è fuori pericolo, almeno è fuori dal coma per il momento il ragazzo che era volato letteralmente dal finestrino di un furgone nel fine settimana nell'Alta Padovana. È uscito dal coma, ha riconosciuto la madre e il fratello minore e gli ha parlato. Il 19enne di Scorzè, volato fuori dal finestrino di un pick-up, un'auto con cassone, sul quale era seduto lungo via Rio San Martino a Tre Baseleghe, ha ripreso conoscenza. È ancora ricoverato in terapia intensiva a Padova, non è più intubato, respira autonomamente, ha solo una cannula di ossigeno. I medici però rimangono cauti e i prossimi giorni saranno decisivi per valutare i danni della caduta con la testa al suolo da parte del 19enne scorzettano. A bordo del mezzo erano in 4. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per guida in stato d'ebbrezza nei confronti del conducente del pick-up. Il ragazzo neopatentato è risultato positivo all'alcol test. I neopatentati al volante per legge devono avere un tasso alcolemico pari a 0. L'amico rischia quindi di venire indagato per lesioni o lesioni gravissime. Stiamo nel Padovano per un'altra notizia di cronaca. I
carabinieri di Montagnana hanno denunciato in stato di libertà per violenza sessuale un 34enne straniero in Italia senza fissa dimora. Sarebbe la persona che qualche sera fa aveva palpeggiato al seno una 14enne del posto nell'area delle giostre presenti alla Sagra in questi giorni. Le grida di aiuto della ragazzina avevano messo in fuga lo straniero, inseguito dal personale di vigilanza della festa. L'uomo, mentre tentava di saltare un muro per scappare, è caduto a terra e ha battuto la testa. Soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Schiavonia, da qui è fuggito prima ancora di ricevere le prestazioni sanitarie. Dall'ospedale di Schiavonia a quello di Treviso, una notte da incubo per alcuni poliziotti penitenziari del carcere di Treviso. Non contento delle risposte avute dal personale infermeristico, ha iniziato a buttare, a scaraventare a terra strumenti del pronto soccorso, quindi creando caos, paura all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Per forza di cosa hanno dovuto usare, hanno dovuto bloccarlo fisicamente, quindi l'hanno dovuto immobilizzare. Una protesta sconsiderata e violenta è quella inscenata nella notte da un uomo straniero tossicodipendente e già noto alle forze dell'ordine al pronto soccorso del Cafoncello. Attimi di follia che non hanno avuto conseguenze peggiori solo per l'intervento di 2 agenti di polizia penitenziaria che si trovavano all'ospedale per piantonare un detenuto ricoverato poco prima d'urgenza. Nel tentativo di immobilizzare l'energumeno, i 2 uomini sono stati colpiti violentemente al volto. Hanno avuto delle contusioni perché hanno preso dei pugni in faccia, quindi insomma non è stato un bel momento. Poi sono arrivati i carabinieri, la polizia, e la questione si è possiamo dire normalizzata. Coraggio e professionalità da un lato, forti criticità generali dall'altro. Per il sindacato resta l'emergenza personale all'interno della casa circondariale di Santabona, carenza di organico, turni oltre le 9 ore di servizio, mezzi e strutture inadeguati. Troppi anche gli accessi al pronto soccorso che impegnano le guardie e le distolgono da altre attività. C'è un invio esagerato di detenuti che non si riescono a curare dentro e che vengono inviati al pronto soccorso, magari uscendo con un codice di imminente pericolo di vita, arrivano al pronto soccorso e il codice magicamente cambia, no? Il codice d'urgenza, di cure, che magari da rosso diventa verde. Aumentare i filtri interni, la soluzione prospettata, anche perché, stando ai dati del sindacato, almeno una patologia è presente nel 60-80% dei detenuti. Questo significa che quasi 2 su 3 sono malati, malattie infettive e disagi mentali, le patologie più diffuse anche a Santabona. Restiamo per così dire in ambito sanitario perché un medico vicentino accusato di aver eseguito tamponi e vaccini simulati per far ottenere il Green Pass ai suoi assistiti è finito nel mirino delle forze dell'ordine. Un medico vicentino che esercitava negli ambulatori di Trissino e Castelgomberto è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Valdagno. Dovrà rispondere dell'accusa di aver falsamente eseguito tamponi e vaccini per far ottenere il Green Pass ai propri pazienti. A disporre la misura cautelare il GIP del Tribunale di Vicenza, a conclusione delle indagini che hanno visto coinvolto anche il nucleo antisofisticazione e sanità di Padova. L'inchiesta era partita su segnalazione della dirigenza dell'Usotto Berica, che aveva constatato un anomalo aumento di tamponi registrati sul portale dell'azienda sanitaria rispetto al numero di tamponi effettivamente consegnati e del numero di pazienti assistiti dal medico. Nel giro di un anno erano passati da 891 a 1461. Ascoltando le intercettazioni ambientali e telefoniche, gli inquirenti avrebbero accertato che il medico praticava la simulazione di vaccini e tamponi, in alcuni casi anche incassando corrispettivi in denaro. Al giudice il medico dovrà rispondere per i reati continuati di falsità ideologica, peculato, corruzione e atti contrari ai doveri di ufficio. Con lui anche altre 7 persone sono state sottoposte ad indagini. Ora torniamo nel Padovano, torniamo alla cronaca perché sappiamo che in alcune zone del capoluogo e dell'Interland appunto di Padova sono in azione da tempo ormai delle bande di predoni che fanno parecchi danni, tanto che c'è un sindaco che ha deciso di pubblicare uno dei video che ritrae appunto questi malviventi in azione.
Dopo l'ondata di furti che ha colpito il suo paese, lo aveva promesso e l'ha fatto il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. Ha pubblicato il video delle telecamere di sorveglianza che ritraggono dei ladri in azione. Il video si riferisce alla notte tra lunedì e martedì, verso mezzanotte. Sono 3 predoni, dice il sindaco, che avevano svaligiato anche case a Pianiga e Rivale. In entrambi i casi l'illuminazione pubblica era accesa, sottolinea. Qualche giorno fa, infatti, la polemica per lo spegnimento anticipato delle luci comunali, a cui il sindaco rispondeva così ai nostri microfoni. Le luci non sono un deterrente e di fatto non influenzano l'attività criminale, perché dove le luci sono accese i ladri stanno continuando ad intervenire. Ricordo che le luci sono accese fino a tarda notte e comunque abbiamo mantenuto una fascia ampia anche rispetto ad altri comuni che le spengono molto prima, e però i ladri non hanno nessun timore, intervengono alle 10 di sera, alle 9:30, quando addirittura è anche quasi chiaro ancora, perché sappiamo che nel periodo estivo la luce naturale arriva fino a tarda ora, e dove invece le luci li disturbano, come facevano negli anni scorsi, vanno a rompere i lampioni e quindi si creano in quelle situazioni che gli servono delle zone d'ombra. Ladri sfrontati e senza paura che stanno colpendo la zona di Vigonza, nonostante le forze di polizia locale siano state schierate a pattugliare le strade comunali anche la notte. Queste bande organizzate non hanno timore veramente di nulla, conclude Boscaro nel suo post. Ora noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie di cronaca dalla nostra regione, tantissimi anche gli aggiornamenti che dobbiamo darvi della cronaca dei giorni scorsi. Vi ricorderete il tentato omicidio da parte di un uomo nei confronti della moglie. Poi l'uomo si è tolto la vita, le condizioni della donna sono migliorate. Vediamo intanto il servizio. Sindaco Mazzarotto, come sta oggi Rosa Siletti? Sì, da notizie che ho non è in pericolo di vita, però insomma ha subito un grosso trauma e ha diversi colpi inferti nel corpo. Rosa Siletti, 51 anni, operata nella notte appena trascorsa nel corso di un lungo intervento per suturarle mani, braccia e gambe. Fortunatamente non ha subito nessuna grave ferita lungo il torace. È stata la sua salvezza, dicono oggi i medici dell'ospedale di San Donà, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata, sebbene non in pericolo di vita, al reparto di ortopedia. A ridurla in questo stato l'ex marito, nonché ex guardia giurata Michele Beato, 57 anni, che dopo averla ferita con un coltello ieri a Torre di Mosto si è tolto la vita nel garage di casa con una balestra acquistata in rete e colpendosi alla gola. A giugno scorso la tragedia era stata evitata per un soffio. È stata in quella circostanza che Rosa Siletti ha sporto denuncia contro l'ex marito e da qui la sospensione dal lavoro con la sospensione dello stipendio di lui e il ritiro della pistola d'ordinanza con autorizzazione prefettizia. Ma di questo episodio il sindaco non era a conoscenza, ci dice oggi. Di questi particolari come servizi sociali del nostro comune non eravamo a conoscenza di queste problematiche all'interno della famiglia. Di conseguenza per noi il fatto increscioso di ieri è stato un colpo, un fulmine a ciel sereno, ecco, perché se i nostri servizi sociali fossero stati informati magari qualcosa si poteva tentare, un dialogo, un incontro, insomma, per capire quali erano le problematiche all'interno della famiglia. Nei prossimi giorni, con il miglioramento delle condizioni di salute di Rosa Siletti e restrizioni Covid permettendo, prioritario per il primo cittadino andare a trovarla in ospedale. La mia intenzione era trovare e portare un po' il sostegno dei cittadini di Torre di Mosto, perché la Rosa la conoscevano in diversi, è una brava signora, insomma, che dava anche un po' di sostegno alle famiglie che avevano bisogno, insomma, con delle faccende domestiche. Oggi l'intero paese è sotto shock, dal barbiere dove Rosa prestava servizio come lavorante per le pulizie di casa fino al barista della pasticceria dove la coppia si fermava anche singolarmente a bere un caffè.
Nessuno vuole commentare quanto accaduto nelle scorse ore, preferendo un assordante silenzio. Allora, pochi minuti fa, poco fa, abbiamo visto assieme il servizio sull'allarme borseggiatori, sull'allarme sicurezza a Venezia, una situazione che preoccupa e allarma non poco operatori, turisti, addetti ai lavori, politica, insomma tutta la città è spaventata da quello che sta succedendo. Noi siamo sul posto con Anna Maria Parisi che ci aspetta letteralmente alle porte di Venezia per informarci qual è la situazione. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Qui la situazione è la seguente: porta d'accesso di Venezia chiusa per chi arriva in questo momento in auto, quindi non arrivano auto se non quelle che vedete che stanno arrivando adesso, che stanno transitando adesso, sono quelle che sono uscite dal garage comunale. Da circa, adesso sono le 12:30, dalle 12 e poco prima delle 12 chiuso l'accesso per chi, come dicevo, arriva in auto e traffico deviato dagli agenti della polizia locale verso il Tronchetto perché c'è un sovraffollamento di turisti. Oggi mercoledì 10 agosto vicino al Ferragosto, stasera dovrebbe essere la notte di San Lorenzo, tantissimi i trolley che stanno continuando ad arrivare e popolano Venezia, come vediamo anche in questo momento, tra i turisti che arrivano e vanno, insomma sono tantissimi. E con i turisti, come dicevi bene poc'anzi Ferdinando, aumenta il numero dei reati nei confronti di chi popola Venezia, quindi c'è un surplus, si registra un surplus di furti e borseggi in città, in particolare in centro storico, nella zona soprattutto di Rialto. E a Rialto c'è l'occhio puntato di Matteo Secchi, ideatore, fondatore e anima di Venezia.com, che è il nostro ospite in questo momento. Perché intanto buongiorno Matteo e grazie per questo collegamento. Buongiorno Anna Maria, buongiorno a tutti, saluti da Venezia. E certo, saluti da Venezia, come vedi siamo proprio sotto questo grande affollato piazzale Roma, questa piazza che però come vediamo è un po' in apparenza semideserta. Ora di pranzo. Certo, è anche ora di pranzo, però abbiamo detto che il traffico è stato deviato verso il Tronchetto. Sì, penso sia un primo tentativo di gestione dei flussi finalmente. Penso che comunque chi ha la prenotazione per il comunale viene lasciato passare, no? Solo per, ha detto bene, solo chi ha la prenotazione per i garage, non soltanto quello comunale ma anche gli altri. Il San Marco, sì, certo. San Marco e anche gli altri garage, laddove c'è posto, può accedere, se no deve andare per forza al Tronchetto oppure tornare indietro verso Mestre. Dicevamo Ferdinando, con il problema del sovraffollamento turistico che è tornato copioso qui a Venezia, c'è come contraltare la problematica dello spopolamento dei residenti su Venezia, e Matteo Secchi da tempo coordina con i tanti volontari di Venezia.com un progetto sulla consapevolezza di questo fenomeno. Che cosa significa? Intanto lei ci ha portato un drappo. Sì, questa è la nostra iniziativa, la bandiera con i 499 49.000 che sta a significare lo sforamento degli abitanti della città di Venezia all'ingiù a quota 50.000, che avverrà fra qualche giorno. Ma perché tra qualche giorno? Che noi monitoriamo il numero degli abitanti di Venezia dal 2008 con un conto abitanti elettronico alla farmacia Morelli a San Bartolomeo. E quindi sappiamo che oggi siamo 50.010 abitanti e quindi mancano pochi giorni ai 50.000, diciamo. Alla soglia, insomma, in cui c'è una grande allerta. Si parla di allerta o di allarme? Tutte e due. Venezia, se va sotto i 50.000
diciamo che perde lo status di città, diventiamo una specie di cittadina e una città senza abitanti non ha senso, non ha anima, diventa veramente un posto solo da visitare e non da vivere, perché a noi residenti ci è stato tolto qualsiasi cosa. Se mancano servizi, mancano case, se mancano le case, mancano servizi, è un gatto che si morde la coda. In compenso comunque i progetti per i nuovi alberghi ce ne sono parecchi. Sì, la macchina economica turistica va avanti. Qualcuno potrebbe dire: ma perché ti lagni tanto quando il business va molto bene? Ma ricordiamo che il business non è in mano solo a qualche veneziano, ma anche a mezzo mondo. Mezzo mondo fa soldi con Venezia. Cioè, Venezia è una specie di bancomat del mondo. Tutti fanno i soldi con Venezia, non solo i veneziani, che ne avrebbero anche diritto, perché è nostra madre e nostra madre ci permette di lavorare con il turismo. Però con nostra madre fanno i soldi tutti quanto il mondo. Bellissima questa definizione identitaria nei confronti della propria città. Sono Venezia.com e faccio gli interessi e difendo la mia città e il mio popolo. Del resto lei si è anche fatto un tatuaggio non soltanto con la scritta di Venezia.com, ma anche con il simbolo di Venezia. Le ali, manca il leone, lei è il leone. Il leone? No, non si spogli, no. Ci crediamo. La crediamo sulla parola. Hai domande da studio, Ferdinando? Anna Maria, a questo punto noi abbiamo la pubblicità che incombe, chiediamo solo proprio un minuto se avete, visto che è una persona molto dentro le dinamiche cittadine, se c'è un qualche consiglio, visto la recrudescenza di borseggiatori, di situazioni di questo genere, per qualcuno che va a Venezia, come magari evitare di finire nel mirino, nelle mani di queste bande? Sì, allora intanto ti anticipo, ti rispondo parzialmente io. La squadra della polizia locale già è in azione da tempo, però c'è soltanto una squadra, o comunque una squadra che si intervalla nel corso delle 24 ore. Naturalmente i pochi uomini facenti parte di questa squadra non sono sufficienti a monitorare un intero territorio, che quantomeno vedrebbe la compartecipazione anche delle altre forze dell'ordine, ma sappiamo bene che la coperta è corta, è così non soltanto a Venezia ma in tutta Italia, così anche dagli uomini presenti al Ministero della Difesa e degli Interni. Detto questo, mi chiedono da studio come poter fronteggiare, quali consigli poter dare ai turisti che arrivano qui per evitare di cadere nelle mani dei borseggiatori. Devono stare sicuramente attenti nelle zone con più alta affluenza, e i borseggiatori agiscono, come dicevi tu prima, nelle zone Rialto, San Marco, dove ce ne sono di più, e soprattutto nei vaporetti, di stare attenti nei vaporetti, perché nei vaporetti, quando la gente è a contatto una con l'altra, loro agiscono in quei casi lì molto spesso. Ecco, quindi occhi attenti soprattutto sulle proprie borse, sui propri documenti personali, magari diversificare il posto in cui vengono posizionati documenti, bancomat e soldi contanti. Quindi da Venezia è tutto, se non hai altre domande ringrazio Matteo Secchi di Venezia.com e ti restituisco la linea. Ringraziamo Anna Maria Parisi e il suo ospite per questo intervento, anche di servizio, visto che è stato dato qualche consiglio per chi avesse voglia di fare un salto a Venezia in questi giorni, vista la situazione di pericolo e di rischio. È sempre bene magari organizzarsi un po'. Ringraziamo ancora la nostra collega, andiamo avanti con il telegiornale, ma solo per lanciare la pubblicità. Abbiamo ancora tanta cronaca da raccontare, ancora tante notizie da darvi, quindi state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto con il collegamento in diretta da Venezia di poco fa la situazione che si è venuta a creare nella città, dove l'enorme afflusso di turisti che addirittura questa mattina sta bloccando l'accesso di veicoli nella zona di Piazzale Roma ha portato anche l'arrivo di tanti borseggiatori, di tanti malviventi. I consigli per magari evitare proprio di finire nel mirino di queste bande sono stati dati dalla nostra collega Anna Maria Parisi, del suo ospite durante la diretta. Ci sono invece altre zone in cui magari la situazione non è come quella veneziana, in cui la polizia locale viene dotata delle cosiddette bodycam. Vediamo. 42 nuovissime bodycam per un costo di 36.000 euro in dotazione agli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino, che vanno a coprire un territorio di 27 comuni. Un sistema che sarà attivo nei prossimi giorni, mirato a venire incontro alle difficoltà riscontrate soprattutto negli ultimi tempi dagli agenti nel corso dei servizi esterni. È una cosa molto positiva poter documentare i fatti critici che accadono sul territorio e poter dare a questi agenti uno strumento in più per risolvere determinate situazioni, magari con la semplice deterrenza. Come funzioneranno? Ma funzionano chiaramente tutto approvato dal garante della privacy, dal nostro DPO, e quindi si tratta di un sistema che non è accessibile dall'esterno, né da internet né da altri sistemi, e praticamente offre la massima sicurezza sia all'operatore sia per il trattamento dei dati, quindi ai soggetti che verranno in un modo o nell'altro filmati. Si indossa facilmente, ogni agente avrà in dotazione un suo strumento connesso a un badge strettamente personale. I dati, video e audio, saranno scaricati su un apposito software. Se non saranno salvati a disposizione dell'autorità competente, dopo 7 giorni saranno cancellati automaticamente. Fondamentale l'appoggio di tutte le amministrazioni comunali del Consorzio. Devo ringraziare veramente la sensibilità sia del Consiglio di amministrazione sia di tutti i comuni che compongono il Consorzio, perché in questo momento ci hanno sostenuto anche finanziariamente in un investimento che sicuramente darà i sui frutti, ma che comporta un certo esborso finanziario. La tecnologia è sempre stata al centro della nostra posizione nei confronti della polizia locale, quindi tutti i comuni sono sempre stati d'accordo nell'investire a livello tecnologico. Allora, cambiamo argomento, ma solo per un attimo, poi torneremo nella pagina della cronaca. Parliamo di turismo. Dicevamo ancora, abbiamo visto una Venezia letteralmente presa d'assalto poco fa, e ci dicono che anche l'altopiano dei 7 comuni sia davvero interessato dai flussi turistici in questo periodo, la settimana di Ferragosto, forse addirittura più di quanto si potesse sperare. Ce lo dice, ce lo conferma o ci smentisce eventualmente il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, che abbiamo in collegamento. Buongiorno sindaco, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Grazie, buongiorno Garavello e buongiorno a tutti i telespettatori. Io non oserei mai contraddire Ferdinando Garavello, perché dice sempre la verità, è sempre sul pezzo, quindi confermo quanto detto Ferdinando. Quindi l'assalto anche in altopiano c'è, lo stiamo vivendo, lo stiamo vedendo ormai ma anche già da giugno, da fine giugno, anche luglio, che è stato segnato come un luglio oltre le aspettative e addirittura per certi aspetti un luglio da record che ha superato anche il luglio pre-Covid, quindi siamo veramente molto soddisfatti. Sindaco, noi intanto stiamo facendo vedere qualche immagine, si vede una piazza di Gallio sì, un po' tranquilla al momento, c'è parecchia gente che si muove, fortunatamente non c'è il traffico che si è visto nei giorni scorsi. Parliamo, prima di andare alle note positive, partiamo magari dalle magagne, perché chi ha avuto modo di attraversare i comuni dell'altopiano, con particolare riferimento ad Asiago, Gallio e magari alcune parti di Roana nei giorni scorsi, soprattutto nel fine settimana, si trova spesso davanti a un po' di traffico. È superabile questa situazione oppure basta un po' di pazienza, che tanto quando poi sarà passato il clou dell'anno si torna a navigare tranquillamente? Assolutamente d'accordo, dobbiamo portare un po' di pazienza, perché ripeto, le colonne non ci sono solo sull'altopiano, ci sono a Jesolo, ci sono a Cortina, cioè purtroppo quando
una marea di gente si riversa sulle località turistiche nello stesso giorno, prevalentemente il sabato piuttosto che la domenica, e sono tutti quei turisti che noi chiamiamo appunto di giornata o mordi e fuggi, è evidente che un po' di ingorgo lo si crea. Quindi si deve portare un po' di pazienza, magari partire un po' prima per salire e scendere un po' più tardi, magari fermarsi anche a cena e quindi tornare appunto in pianura in giornata, ma con un po' più di tranquillità, perché io qualche volta difatti me lo chiedo come possono certe persone sopportare magari 3 ore di strada per salire e altre 3 ore per scendere nella stessa giornata per godersi un po' di fresco. Vale la pena sicuramente. Io magari a volte, essendo già stanco di mio, dico preferirei magari non avventurarmi da questo punto di vista, però io dico ai nostri turisti che salgono in giornata: portate pazienza, perché l'altopiano è grande, distribuitevi un po' su tutto l'altopiano, godetevi tutto l'altopiano da Rozzo a Enego e non imbottigliatevi sempre tra Asiago, Gallio piuttosto che Canove. Ci sono altri comuni molto belli da visitare, posti incantevoli appunto da scoprire, da vivere in pieno, immersi nella natura e magari anche immersi un po' più di tranquillità, perché chi scappa da Padova, da Vicenza, da Treviso, io insomma mi auguro che voglia cercare un po' di tranquillità e non vivere negli ingorghi anche delle località turistiche di montagna o di mare che se siano. Sindaco, allora nel frattempo che noi parliamo, magari vediamo anche qualche immagine, visto che ha appena citato Enego, vediamo il centro di Enego con le webcam dell'altopiano. Come è cambiato il turismo? Abbiamo visto che il turismo in altopiano è cambiato in modo quasi radicale negli ultimi anni e si cerca sempre più di spostare verso una destagionalizzazione del turismo e verso magari la possibilità per chi viene dalla pianura di passare non la mezza giornata ma il fine settimana lungo, il ponte, insomma di riallacciare i rapporti con quel turismo a lungo raggio che c'era una volta e che si era un po' perso forse. Sì, su questo le amministrazioni comunali stanno già lavorando da diversi anni per cercare appunto di destagionalizzare l'offerta turistica, le manifestazioni e l'intrattenimento. Ovviamente poi non possiamo spingerci tanto oltre perché poi il tempo lo fa da padrone, quindi si rischia poi fuori stagione di beccare magari giornate cupe di pioggia che andrebbero a vanificare gli sforzi fatti. Per quanto riguarda Gallio, che fino a 8-10 anni fa era considerato ancora un po' un dormitorio, il graduale investimento proprio nelle infrastrutture, vedesi le Melette, Campomuro e quant'altro, piuttosto che nel rinnovo radicale dell'offerta turistica, nelle manifestazioni di intrattenimento, piuttosto che nella destagionizzazione, hanno fatto sì che Gallio stia un po' rialzando la testa e stia diventando, come noi vogliamo, con l'imprinting di quel borgo montano appunto d'eccellenza. Gallio, lo ricordo, è la montagna dell'altopiano e della provincia di Vicenza e noi vogliamo appunto far sì che Gallio diventi il borgo montano della nostra provincia e in questo senso stiamo lavorando, destagionalizzando appunto qualche manifestazione di intrattenimento che ha portato i suoi frutti. Però chiaramente noi dobbiamo sempre fare i conti con il tempo, perché investire dei soldi pubblici per destagionalizzare poi a volte si rischia, come è già successo in passato, di fare dei flop e questo un po' dispiace. Però ricordiamoci anche che ci sono i turisti a luglio ed agosto, ai quali comunque va garantito un minimo di offerta turistica, di divertimento e di intrattenimento. Sindaco, è in arrivo Ferragosto, un periodo che sarà importantissimo per l'altopiano di 7 comuni, per tutto il turismo veneto in generale, ma sappiamo che insomma di solito nei giorni ferragostani l'altopiano è veramente preso d'assalto. Quali previsioni avete per questo periodo? Sì, abbiamo le previsioni di un assalto vero e proprio all'altopiano, complice ovviamente anche il tempo molto caldo in pianura soprattutto, quindi questo favorisce fra virgolette la montagna. Ci aspettiamo veramente un flusso turistico enorme. Le forze dell'ordine si sono già organizzate per far fronte e cercare appunto di rendere più fluido il traffico in salita ma poi anche in discesa. Nei comuni principali, in questo caso anche Gallio, ci siamo organizzati appunto per garantire il massimo dell'intrattenimento, proprio per far sì che
le persone che salgono sull'altopiano possano scegliere fra Asiago, Gallio, Enigo, Rozzo, Roana la manifestazione che più gli si addice e quindi in qualche modo appunto fluidificare tutto questo immenso traffico che sale sull'altopiano per, ripeto, garantire a tutti uno spazio dignitoso, respirare l'aria pura, magari un po' più in tranquillità e non doversi sempre appunto affollare negli stessi ambienti o negli stessi spazi, perché ripeto c'è ancora anche il Covid che regna sovrano a livello di appunto di pandemia e quindi di diffusione, e questo noi non vorremmo pagarlo poi come già successo, quindi invitiamo alla massima prudenza, al massimo rispetto, seppur non previsto, ma al massimo rispetto delle norme ancora anti-Covid, e cerchiamo appunto di vivere l'altopiano in lungo e in largo, garantendoci appunto un certo distanziamento sociale, ma soprattutto godiamoci la natura che il nostro altopiano e Gallio in particolar modo può offrire a tutti i turisti a tutte le età. Proprio ieri a quest'ora circa eravamo in Malga, in diretta qui nel Focus TG, una Malga di un altro comune, eravamo nella zona di Cima Larici, insomma abbiamo avuto conferma di quanto ha detto comunque il sindaco di Gallio Emanuele Munari fino adesso. Prima di lasciarla andare, sindaco, perché sappiamo che gli impegni comunque sono molteplici, soprattutto in questo periodo, una domanda un po' più personale: dove se ne va lei a Ferragosto? Io a Ferragosto quest'anno, come tanti cittadini, resto a casa. Purtroppo non ho potuto fare le ferie per vari motivi, sia lavorativi che ovviamente istituzionali. Io ho la fortuna di vivere in un paese, in un altopiano che è già di villeggiatura. Mi dedicherò appunto alla cura delle manifestazioni, all'intrattenimento, ad essere presente nelle pubbliche relazioni anche con tutti, e sono tanti grazie a Dio, i proprietari di seconde case che a Gallio appunto vengono a passare questo agosto, quindi io sono a loro disposizione e mi godrò le manifestazioni, i turisti e il bel tempo che c'è qui a Gallio e sull'altopiano. Allora, tenendo le dita incrociate perché questa previsione meteorologica del sindaco di Gallio Emanuele Munari sia confermata, poi se capita qualche scravasso, come si dice in Veneto, ne risponderà personalmente. Insomma, pensiamo che sarà un fine settimana, sarà un ponte piuttosto interessante sull'altopiano, ma come in generale in varie zone turistiche del Veneto. Abbiamo visto una Venezia presa d'assalto, un litorale che sta vivendo una stagione bellissima, le città d'arte ricevono un flusso di turisti davvero importante. Insomma, questo è il Veneto, se è la regione turistica più importante d'Italia, un motivo ci sarà. Ringraziamo Emanuele Munari. Sindaco, ci sentiamo magari subito dopo Ferragosto per fare il punto della situazione e tirare un po' le somme, va bene? Va bene, grazie ancora, grazie a tutti, grazie Garavello e grazie ancora a tutti i telespettatori di Rete Veneta e buone vacanze a tutti. Ringraziamo il sindaco di Gallio Emanuele Munari per questo augurio di buone vacanze. Andiamo avanti con la cronaca, torniamo dalla montagna al mare, torniamo nel veneziano perché la Guardia di Finanza ha effettuato un maxi sequestro di vongole, più di 1200 kg di vongole veraci finite sotto sequestro. La sezione navale della Guardia di Finanza ha scoperto un centro abusivo di lavorazione e spedizione di vongole all'interno di un magazzino a Chioggia. Le Fiamme Gialle hanno trovato 540 kg di vongole veraci pronte ad essere commercializzate, frutto delle battute di pesca notturne in zone vietate della laguna di Venezia. All'interno del magazzino anche macchinari ed utensili utilizzati per la vagliatura del pescato. Il prodotto ittico ed il magazzino sono stati sequestrati. Nei canali di Chioggia è stata poi intercettata una barca che trasportava 685 kg di vongole veraci, verosimilmente frutto di battute di pesca effettuate tra sabato e domenica, prive della documentazione sanitaria sulla provenienza e la sua tracciabilità. Anche queste sono state sottoposte a sequestro. Torniamo nella zona di Venezia perché sono molte le segnalazioni di degrado fra appunto il capoluogo e Mestre. Si parla addirittura di una città senza identità. Vediamo. Una città ha bisogno delle panchine, ma no, devono essere salvaguardate. Ovviamente la struttura della sorveglianza del comune, dico io, deve essere tale da poter garantire queste cose qui, perché oltre alle panchine ci sono anche i negozianti
i negozianti non possono vivere se tolgono le panchine. A Mestre non si placa la polemica con le ire dei commercianti sul provvedimento rimuovi panchine del comune, con cui in piazzetta Zorzetto è corso ai ripari nella lotta contro il degrado. Il risultato è che nella stessa area ora sono marciapiede e rastrelliere per le biciclette a fungere da seduta. Per Michele, commerciante del centro, il cui esercizio è stato dichiarato bottega storica della città con oltre un secolo di attività, Mestre è lasciata allo sbando. A testimoniarlo le tante vetrine vuote e in cerca di identità. Io sono un po' l'ago della bilancia, vedo che la gente fa difficoltà, sinceramente ci sono delle difficoltà obiettive nel senso di arrivare a fine mese. Una città in cui anche il suo salotto buono sa di sciatteria, a dirlo le silenziose e immobili centraline sparse un po' ovunque dell'energia elettrica della telefonia ci fanno notare gli occhi attenti dei commercianti. Credo che ci sia, un grande assenteismo sulla struttura di questa città, perché a Mestre non abbiamo più il centro di Mestre. Il centro di Mestre è rimasto così, deserto. E Claudio, noto architetto e designer del posto, ad esplicitare la sua motivazione. Il problema di Mestre sono stati i mestrini che se ne sono andati. Un po' per il tram che ha creato dei disastri e quando c'era il tram si è spopolato. E poi adesso tutti quanti sono andati a Spinea, a Milano, a Mogliano. La lotta alla desertificazione della città passa attraverso la cultura, che però anche qui, in mancanza di eventi e programmazione tra il Candiani e l'M9, il rischio è di una nuova implosione. Il problema è che non c'è niente dentro, perché il museo del Novecento non significa assolutamente nulla. Basterebbe prendere un po' delle cose che ci sono a magazzino al Museo d'Arte Moderna a Cappesaro. I magazzini sono pieni, se facessero delle mostre prendendo delle cose eccetera, ma la fissa del museo multimediale storico che non interessa a nessuno. Qui noi a Mestre non riusciamo a essere cittadini, non ci vogliamo bene. Abbiamo novità importanti che ci arrivano dalla provincia di Padova con l'incidente stradale questa mattina, ma le vediamo subito dopo la pubblicità. Facciamo un brevissimo break, poi andiamo in diretta con Francesco Ratai dall'Argine del Gorzone. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Oggi giornata densa di notizie di cronaca. Torniamo subito in provincia di Padova, a Stanghella, sull'Argine del Gorzone, dove ci aspetta Francesco Ratai per informarci delle novità relative all'ennesimo schianto con esito mortale di questa drammatica estate. Buongiorno Francesco. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Dici bene, una drammatica estate, perché è l'ennesimo incidente mortale che ci troviamo costretti a raccontarvi durante questa estate 2021. 22. Questa volta a perdere la vita siamo 22, scusatemi. Questa volta a perdere la vita sono due donne, madre e figlia, Pamela Breseghello e Anita Bertazzo, di rispettivamente 48 e 75 anni. Pamela era la figlia, era la guida di questa Polo Volkswagen bianca che si è inabissata dentro al Gorzone, ma prima di inabissarsi ha, possiamo dire, tranquillamente navigato per almeno 500 metri. Tempestivi i soccorsi, non c'è stato però niente da fare. I vigili del fuoco hanno cercato di estrarre i corpi dalle auto per salvare le donne, purtroppo non c'è stato niente da fare. Le due donne sono morte, hanno lottato contro la morte per salvarsi, purtroppo non ce l'hanno fatta. Dicevamo madre e figlia, la figlia Pamela lavora nella parrucchieria che c'è in centro a Stanghella, lascia due figli, queste sono le informazioni che abbiamo raccolto in questi minuti. Pensate che la profondità del Gorzone, nel punto in cui si è inabissata l'auto, è di circa 4 metri, quindi nonostante la siccità che sta colpendo i canali
fluviali padovani il livello è comunque alto, è stato tragicamente fatale per le due donne. Erano le 6 di mattina, non è ancora chiaro dove siano uscite di strada, dove sia uscita di strada l'auto, perché lungo la strada, abbiamo cercato anche noi di guardarlo, non si vedono tracce. Adesso i carabinieri cercheranno di ricostruire la perfetta dinamica del sinistro. Resta il fatto che 2 donne hanno perso la vita in questo tragico incidente. Francesco, un'informazione, sappiamo che è tutto in via di definizione, tutte le informazioni arriveranno poi nel corso di questa giornata. Si sa, c'è un'idea di cosa facessero le 2 donne, di cosa stessero andando a fare le 2 donne a quell'ora in macchina sull'argine del Gorzone? Ci risulta che una fosse residente a Stanghella, l'altra a Solesino. Tra l'altro è un'ora in cui quelle zone non c'è molto traffico, quindi anche l'incidente fosse avvenuto in un orario diverso, magari qualche auto avrebbe potuto vedere il veicolo che finisce. Anzi, andiamo in diretta, abbiamo la macchina che viene portata via. Abbiamo informazioni di questo genere, Francesco? No, al momento questo punto, che è un punto chiave della ricostruzione di questo incidente, non c'è, non si capisce cosa facessero a quell'ora in giro. Ecco, la state vedendo, stanno portando via l'auto, quella è l'auto su cui sono morte le 2 donne, certo. Le 2 donne, ecco. Allora, adesso Federico Cibotto la sta inquadrando. Abbiamo visto. Francesco, allora, detto questo, intanto grazie per queste prime informazioni. Se ci saranno altre novità, noi siamo in diretta fino alle 13:30, non esitate a contattarci o naturalmente a mandarcele via WhatsApp con i sistemi che utilizziamo per confrontarci su questi temi. Le daremo in diretta ai nostri telespettatori, per tutto il resto naturalmente nel TG di questa sera. Grazie a Francesco Ratai e Federico Cibotto, buona giornata, buon lavoro. Allora, avete visto, non si sa praticamente niente di questo incidente, della dinamica di questo sinistro, di che cosa sia successo esattamente, resta un mistero, se non che pare che abbiano, tra virgolette, siano state portate, che abbiano navigato letteralmente sul Gorzone alto, in quel punto fino a 5 metri, le 2 donne nella loro vettura, che prima che quest'ultima si inabissasse non c'è stato via di scampo per le 2. Ovviamente, ripetiamo, se arriveranno altre informazioni ve le daremo. Adesso abbiamo una notizia, continuiamo con la cronaca, che ci arriva dalla provincia di Treviso, perché si parla di truffe online nella zona castellana. Forse c'è anche qualche immagine che ci arriva dalla nostra redazione. 3 denunciati dai carabinieri, un 20enne egiziano accusato di aver raggirato una giovane di Resana durante una trattativa per l'acquisto di un mobile, facendole versare 250 euro su carta prepagata per poi sparire. Un altro 21enne casertano che ha alleggerito di 400 euro un residente dell'Asolano durante la sottoscrizione di una polizza RCA, sempre su carta prepagata. Infine un 64enne romano che ha truffato una giovane impiegata di Castelcucco dopo aver messo in vendita su internet un modello recente e costoso di smartphone. Si è poi reso irreperibile dopo aver ricevuto un bonifico bancario di 840 euro. Quindi tutte situazioni che si ripetono purtroppo nel tempo, e c'è sempre qualcuno che ci casca. Torniamo a vedere in chiusura della cronaca le drammatiche immagini del crollo sul Pelmo. Ne avevamo parlato nel telegiornale di ieri. Vediamo poi cosa è successo durante la giornata.
Noi anche qui da Zoldo abbiamo sentito un rumore classico, tipico di un cedimento di roccia. Naturalmente poi dal versante quello zoldano non si vede perché la frana il cedimento rispetto al Pelmo è esattamente dietro, lo si vede molto bene da Selva Colle e mentre si scende da Passo Staulanza sulla destra il versante è coinvolto, ma la nube è veramente enorme. Un forte boato e poi la nube è un copione che si ripete sulle Dolomiti bellunesi, alle prese con l'estate dei record e più in generale con il cambiamento climatico. Una tragedia sfiorata anche per il sindaco di Val di Zoldo nei giorni che precedono il Ferragosto con i rifugi al completo. Non è un caso che in tanti abbiano immortalato la scena diventata presto virale. Dopo il distacco in Marmolada del 3 luglio con la sua scia di dolore e sangue e quello immediatamente successivo sulla Moiazza, è il Pelmo a riaccendere paura e apprensione. Immediata la mobilitazione di uomini e mezzi, soccorso alpino della Val Fiorentina e vigili del fuoco volontari di Selva sono i primi a intervenire. Subito si è verificato se vi fossero denunce di persone scomparse, poi il sopralluogo anche grazie all'elicottero Drago 149 arrivato da Venezia che ha portato le squadre in quota. La verifica fatta dall'alto ha dato esito negativo, nessuna traccia di escursionisti in zona, mentre anche dal rifugio Città di Fiume, proprio di fronte all'area interessata, e dal rifugio Passo Staulanza è arrivata la conferma che tutti gli ospiti intenzionati a fare delle escursioni dovevano ancora avvicinarsi alla zona al momento del crollo. A metà mattina il sospiro di sollievo è collettivo e le squadre possono rientrare, anche perché il distacco è avvenuto dallo stesso punto in cui il 31 agosto del 2011 si originò il grande crollo che costò la vita ad Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori impegnati in un intervento sulla via Simon Rossi. Il cedimento di un fronte di montagna, di un distaccamento di roccia è pressoché difficilmente prevedibile. Dovremmo a questo punto chiudere tutti i sentieri che in qualche modo si avvicinano a fronti a pareti rocciose. È una situazione assolutamente impossibile da prevedere, ritengo io. Sarebbe come dire vietiamo la circolazione delle macchine perché statisticamente sappiamo che ci sono X morti ogni anno sulle strade, quindi fa parte dei rischi che le persone che amano la montagna devono accettare con i quali devono accettare di convivere. Chiudiamo la pagina della cronaca, passiamo alla politica. Ci sono, nonostante il periodo estivo, dopo la caduta del governo, dopo i litigi politici che abbiamo visto nei giorni scorsi, ci sono situazioni più o meno simili anche nelle città del Veneto. Ad esempio a Vicenza. Sentiamo le prime dichiarazioni dell'assessore al sociale Matteo Tosetto all'indomani della revoca del suo incarico. Non ci sarebbe stato nessun altro partito per Matteo Tosetto dopo essere uscito da Forza Italia il 31 luglio. Lo ribadisce all'indomani della decisione del sindaco Francesco Rucco di revocargli l'incarico da assessore al sociale, maturata ieri dopo giorni di confronti e richieste di chiarimenti piovute sia dai banchi dell'opposizione che dall'interno della coalizione di centrodestra che sostiene il sindaco. Ho confermato al sindaco questo fin dall'inizio, lo confermo anche oggi, nel senso che dopo 26 anni di vita di partito a cui devo molto e a cui sono ancora legato in parte perché è un percorso di vita importante, e prima di riaderire a un nuovo partito ci penserò seriamente. Avevo garantito al sindaco non solo che non mi sarei iscritto a un nuovo partito, ma anche che non avrei preso vita alla campagna elettorale politica che è alle porte. Il mio intervento sarebbe stato solo e esclusivamente in campo sociale. Critico sulla scelta subita, non nasconde l'amarezza, soprattutto per non poter continuare a portare a termine gli obiettivi prefissati, tra tutti quelli legati al PNRR. Un'amarezza nel senso che non riuscirò più a portare avanti quelle che sono state delle progettualità importanti, un confronto con tutte le realtà del territorio
perché in questo momento stiamo vivendo una situazione sociale molto difficile e il settembre è alle porte, le difficoltà le vediamo, sono maggiori e il fatto anche di non avere più un governo stabile ci porterà ancora di più a peggiorare quella che è la situazione. Io ero pronto a cercare insieme ai nostri uffici sempre di migliorare quelli che potessero essere i servizi sociali, perché non dimentichiamocelo, in questi anni i servizi sociali si sono dovuti trasformare, sempre di più si dovranno trasformare perché l'utenza è cambiata, ci sono molte persone che hanno bisogno di un aiuto pubblico e che non sono mai state abituate a richiederlo e che i servizi sociali in modo molto dignitoso dovranno sicuramente essere presenti. Deleghe alle politiche sociali e alla partecipazione che verranno assorbite all'interno della giunta esistente dall'assessore al bilancio Marco Zocca. Da Vicenza a Nove, comune vicentino, città della ceramica, dove è caduto il governo, è caduto il sindaco Raffaella Campagnolo. Si sono dimessi in blocco consiglieri di maggioranza e di minoranza, si erano dimessi già assessori. Noi abbiamo raccolto le prime parole dell'ormai ex sindaco. Sentite cosa ci ha detto. Umanamente è molto doloroso, perché mentre fino a che si parla di cose concrete ci si può anche confrontare, l'attacco personale è qualcosa che fa male. Detto questo, guardiamo avanti. Il treno del sindaco Raffaella Campagnolo è arrivato al capolinea, ma ci sono altri convogli che viaggiano su altri binari, quello umano, personale e quello politico. Mai mi sarei dimessa per senso di responsabilità, per le opportunità che Nove aveva. Ci sono tante opere che non partiranno per centinaia di migliaia di euro. Mai mi sarei dimessa in una situazione di conflitto. Sono partita come civica e il mio iter si conclude come civica, senza compromessi. La lettura politica della protagonista di questo agosto infuocato nella città della ceramica è molto chiara. Una parte di maggioranza sostenuta dal PD e le minoranze si sono accordate. Paradossalmente quello che avevo chiesto 3 anni fa, facciamo una lista unica per Nove, mettiamoci a servizio del paese, adesso è successo prendendo me come riferimento contro il quale coalizzarsi. Io mi auguro che questo sia, un futuro possibile, perché la politica, quella altra, è a servizio delle persone. Nel percorso che ha portato alla caduta del governo cittadino entra con tutti e 2 i piedi anche la faccenda della Fondazione Danieli, sulla quale Campagnolo ricorda alla sua ormai ex maggioranza le proprie responsabilità. Per quanto riguarda la Fondazione, la maggioranza 7 su 8, quindi a parte l'assessore di riferimento, si erano espressi in modo chiaro, mettendo nero su bianco la loro volontà. E anche se per me la Fondazione poteva avere un futuro trasformata, ho seguito quello che la maggioranza mi ha chiesto. Quindi la sofferenza è ancora più grande, perché ti sosteniamo, sindaco, vai avanti in questa strada, poi non è quello che si è realizzato. Al momento appare improbabile che si possa inserire l'elezione del nuovo sindaco di Nove nella tornata nazionale di settembre, ed è quindi plausibile pensare a un lunghissimo commissariamento con tutte le conseguenze del caso. È stato nominato il commissario prefettizio, si tratta di Renata Carletti, che ha già avuto modo di lavorare in zona nella Pedemontana, sia a Colceresa che a Marostica, durante le varie vicissitudini di questi 2 comuni. Dovrebbe essersi insediata oggi, il condizionale è d'obbligo perché è arrivato ieri il decreto del prefetto, insomma ci sono dei tempi tecnici per poi iniziare questi percorsi. Resta da capire quando e come verranno fissate le elezioni comunali di Nove e che cosa succederà. Noi però intanto siamo andati a sentire i cittadini, che si sono ritrovati anche un po' spiazzati. Sentite cosa ci hanno detto. Comune di Nove, commissariato. Si andrà alle elezioni per nominare il nuovo sindaco e questa mattina in paese c'era
poca voglia di parlare dopo quello che è successo ieri. Lo ricordiamo con le dimissioni di 7 consiglieri, 4 di minoranza e 3 di maggioranza, una situazione che ha portato a far decadere Raffaella Campagnolo dall'incarico di sindaca di Nove. Non è il primo comune in Italia, adesso speriamo che facciano le elezioni col 25 settembre, speriamo. Io non lo so se si poteva aspettare, sicuramente è conveniente andare al voto il prima possibile in maniera che il Paese possa avere il prima possibile nuovamente un sindaco. Nove adesso è senza sindaco. Pazienza. Penso che se la situazione era insostenibile, a un certo punto si arriva qua, insomma. Ecco. Mi rincresce perché anche è un momento per Nove così che se in bar o altre manifestazioni, altre cose, e ora penso che anche gli abitanti noi siamo contenti, insomma. Ho molti dubbi. Sinceramente, non so darle un punto di vista preciso, però ho molti dubbi su questa cosa piuttosto veloce. Degli dubbi, però non mi posso esprimere in altro modo. Io spero che capiscono che devono mettere un ragazzo, una ragazza giovane. Basta. Le chiedo solo se era il momento giusto secondo lei. Era il momento giusto prima che venisse eletta. Allora, ci occuperemo di questa situazione anche nelle prossime edizioni del TG Bassano. Adesso cambiamo decisamente argomento, passiamo alla sanità. Non c'è solo il Covid, ci sono altri virus che minacciano il Veneto e non solo. Vediamo quali sono. A tutt'oggi nel territorio della ULSS 3 Serenissima 16 casi confermati da West Nile ed 1 di dengue, con altri casi sospetti in fase di accertamento, incrociando i dati di laboratorio anche con Padova. Nel cluster da febbre del Nilo, con i 2 casi registrati rispettivamente tra Pianiga e Camponogara, in questi giorni si sta inoltre provvedendo ad un supplemento di disinfestazione larvicida come misura di prevenzione contro il virus. Quindi direi una situazione che è in linea con il periodo pre-pandemico. In questi ultimi 2 anni di pandemia, per molti motivi che adesso non riusciamo ad approfondire in breve tempo, il numero è stato nettamente inferiore, ma in realtà fino al 2019 questo è un trend discretamente atteso e per il quale non ci impressioneremo se anche ci fossero degli altri casi in entrata durante il mese di agosto. Tra i 16 contagiati si è purtroppo registrata anche la morte della prima paziente. Si tratta di una 84enne di Mira, ricoverata dal 16 luglio a Dolo in terapia intensiva, espirata dopo 2 settimane. Abbiamo avuto un unico caso di decesso nella nostra ULSS 3. Sappiamo che questa è una patologia che per l'80% decorre in forma asintomatica, un 20% si manifesta con una febbre, solo l'1% o 2% può dare una forma neuroinvasiva che in casi particolarmente sfortunati può chiudere col decesso. Ecco, in genere sono tutte persone purtroppo che hanno già delle altre comorbidità e quindi interviene aggravando un quadro clinico già diciamo in qualche maniera compromesso. E poi c'è anche il vaiolo delle scimmie, per il quale si dispone già anche del relativo vaccino. Si tratta di una malattia nuova per noi che stiamo tenendo sotto controllo. Attualmente abbiamo 5 casi diagnosticati nella nostra ULSS, ma siamo comunque sempre in contatto anche con le altre aziende sanitarie, servizi igiene e sanità pubblica, proprio per tenere sotto controllo il fenomeno. Vaccinazioni, sì, sono arrivate delle vaccinazioni, adesso la Regione a breve darà anche le indicazioni per i requisiti alla vaccinazione per proteggere le persone e i contatti rispetto a questa malattia. Vediamo i dati del West Nile nel Padovano invece. Dalle 23.50 alle 4 di stanotte, finestre chiuse, animali domestici in casa, in via Filangeri alla Guizza, in viale Cavallotti e via Fratelli Bandiera in zona Bassanello e in viale San Giovanni Bosco alla Paltana. In questi orari saranno effettuati i trattamenti adulticidi delle zanzare previsti dal protocollo ULSS. Si tratta, informa l'assessore all'ambiente Andrea Aragona, di trattamenti straordinari in un raggio di 200 metri dai luoghi dove sono stati riscontrati gli ultimi contagi.
Sono 14 i casi accertati a Padova, una densità bassa nella provincia, ma questo non deve far abbassare la guardia. Il comune continua con la disinfestazione ordinaria e straordinaria quando richiesto dall'ULSS, con la somministrazione di pastiglie larvicide e la distribuzione di repellenti negli eventi organizzati dal comune. L'utilizzo del repellente rimane la prima difesa contro la puntura delle zanzare, ricorda Aragona. La West Nile è una malattia portata dalla zanzara comune, quella che punge dalla sera all'alba, e che la disinfestazione adulticida avviene su indicazione delle autorità sanitarie. Cambiamo ancora argomento, ci occupiamo ora dei prezzi della benzina. Cominciano a scendere, ma per le persone, per i cittadini, è solo un contentino di Ferragosto. Meno male, meno male, così almeno possiamo avere l'illusione di avere un po' di vacanza. È il commento che riassume il sentiment, l'umore tra i cittadini che si riforniscono di carburante in questi giorni. Viene accolta con favore ma anche con disillusione la quinta proroga dal 21 agosto al 20 settembre della riduzione delle accise di 30 centesimi con il decreto aiuti bis del governo. Risultato? Una sostanziale riduzione al di sotto dei 2 euro al litro per diesel e benzina e per tutte le compagnie. Una riduzione proprio nella settimana di Ferragosto, quando tradizionalmente gli altri anni si vedevano schizzare verso l'alto i prezzi del carburante nell'ultimo esodo dei vacanzieri. Esatto, infatti di solito in agosto per le ferie ci aspettiamo un aumento e invece quest'anno è un abbasso. E speriamo bene, però secondo me ritorniamo ai livelli di 2 euro al litro, purtroppo. In autostrada ho visto ancora prezzi superare 2 euro al litro e lì si evita, evidentemente, se non c'è un bisogno imminente di doverlo fare. Io spero restino su questo trend, cioè non si può fare altro che auspicare che tornino ai livelli precedenti, altrimenti non lo so per quanto possa essere sostenibile, cioè i trasporti diventano veramente impegnativi anche per le aziende soprattutto. L'intenzione è buona, però purtroppo prima o dopo li dovranno ripristinare, almeno che non li elimino definitivamente come se ne parla da 50 anni. Adesso guardavo prima le quotazioni del petrolio, anche rispetto a ieri è sceso siamo intorno ai $95 al barile. Speriamo che continui a scendere. Sì, no, è interessante, è meglio che niente, è stato piacevole trovare la benzina sotto i 2 euro. Certo che i problemi sono altri, credo, ma comunque è meglio questo che niente. Ovviamente dopo fanno quello che vogliono comunque. C'è un lieve cenno di miglioramento, si spera che il trend sia questo, però si torni sui livelli di qualche mese fa, qualche tempo fa, insomma. Per ora diciamo bene, però non è ancora sufficientemente basso il prezzo, perché io ero abituato all'1,5 quindi del gasolio, quindi speriamo bene, dai. Penso che il governo abbia le mani legate su tutto e che ci sia il governo non cambia nulla per noi cittadini. Aumenteranno secondo lei il carburante? Non ne ho la più pallida idea, la nostra vita sarà un inferno. Io penso che torni tutto come prima, ci danno il contentino e dopo ciao. Voci di cittadini, voci di lavoratori, la situazione è comunque davvero delicata, a tratti anche drammatica in tutto il Veneto, tanto che, e questo è un dato che riguarda solo il veneziano, 1500 piccole e medie imprese sono a rischio usura. Nonostante i segnali di ripresa, ci sono 1500 aziende nella provincia di Venezia che si trovano in grave difficoltà. Sono a rischio usura. Sono aziende che sono state segnalate alla centrale rischi della Banca d'Italia perché insolventi. Sono quindi imprese in grossissima difficoltà che rischiano di scivolare nelle mani delle organizzazioni criminali che soprattutto in questo momento di difficoltà e di liquidità molto contenuta si stanno avvicinando a quelle imprese che hanno invece la necessità di avere i soldi per mantenersi in vita. Quindi è un monito che lanciamo con grande preoccupazione, bisogna intervenire subito anche legislativamente, soprattutto rafforzando il ruolo, la funzione e soprattutto la dimensione economica del fondo contro praticamente l'usura, per la prevenzione dell'usura, l'unico strumento in grado di bloccare, frenare questa situazione particolarmente delicata. Torniamo a Padova per le polemiche che sono sorte in città per lo stato in cui versano moltissimi alberi, alcuni dei quali sono stati piantati di recente.
Il clima eccezionale di questi mesi ha messo sotto stress i 10.000 nuovi alberi piantati dal Comune nei mesi scorsi. Molti non ce l'hanno fatta a passare l'estate, che è stata tra le più torride e secche degli ultimi decenni. Il Comune di Padova respinge però le accuse di trascuratezza verso il patrimonio arboreo comunale. Noi abbiamo un contratto con la ditta che ha vinto l'appalto, la quale deve settimanalmente innaffiarli tutti. Quindi ci sono 7 squadre con autobotti che stanno girando e fanno in modo che almeno una volta alla settimana ogni alberello abbia la sua quantità d'acqua. Questo per salvare più alberi possibile. In ogni caso quelli che dovessero non riuscirci e quindi che dovessero morire saranno sostituiti con spese a carico della ditta in autunno, quando c'erano condizioni più favorevoli. È quindi interesse della ditta fare in modo che i giovani alberi non muoiano, evidenzia Bressa. In questi mesi a prendersi cura di questi esseri viventi ci hanno pensato anche alcuni cittadini con i loro innaffiatoi. Sicuramente gli alberi ne troveranno giovamento, quindi non posso che ringraziarli. Allora, in attesa di altre novità, vediamo rispetto alle notizie che abbiamo dato in apertura, sono ancora in corso le ricerche dello scout 17enne di Lonigo, vicentino, scomparso nel lago di Lavarone, si era tuffato nella giornata di ieri, non è ancora stato ritrovato. Invece per quanto riguarda la cronaca non ci sono aggiornamenti, ci sono aggiornamenti che riguardano il Covid. Vediamo gli ultimi dati che ci arrivano dall'azienda Zero della regione del Veneto, che ci dicono che le nuove positività ai tamponi effettuati nella giornata di ieri sono 3.929. Il numero delle persone attualmente positive in Veneto è sceso in maniera veramente verticale rispetto al picco di luglio, sono 66.465. La situazione sta scendendo verso quindi una fase di normalità, naturalmente non bisogna mai abbassare la guardia. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi e gli operatori tecnici che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento come sempre TG Bassano, TG Vicenza per tutti gli approfondimenti del caso, tutte le notizie di giornata e vi auguriamo un buon pomeriggio.